Un percorso formativo congressuale ma anche azioni sul campo durato 2 anni. Ieri a Sciacca l'atto finale, un convegno che ha scritto i titoli di coda sul progetto Innolivo, una iniziativa sostenuta dall'Unione Europea, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalla Regione Siciliana, che ha coinvolto un gruppo di aziende del territorio che operano nel settore olivicolo. Innovazione, ricerca e tecnologia applicate alla filiera produttiva. La sperimentazione ha consegnato importanti risultati. Le acque degli olifici che fino ad oggi sono state e sono considerate un costo, in questo progetto vengono utilizzate per la sperimentazione, per l'estrazione del polifenole, elementi che ci consentono di poterli additivare nei mangimi e utilizzarli, per cui diventare da un costo per la distribuzione nelle campagne a un ricavo di polifenole. E tra le novità positive ce n'è una in particolare molto significativa che riguarda espressamente gli olifici. È un analizzatore della fossa, è uno strumento che ci consente agli olifici, più riferito agli olifici che agli olivicoltori, di eliminare il partitario, cioè di eliminare le partite piccole che vanno a fare massa all'interno degli olifici e aspettare poi 24 ore, 48 ore per poter essere moliti. In questa maniera, con l'eliminazione del partitario, l'olificio decide di molire le olive in funzione dell'acidità e della resa, accorciando i tempi della molitura, lavorando nelle 24 ore. L'abbattimento dei costi certamente è un fattore importante, ma la qualità resta immutata. Sì, la qualità resta immutata, anzi, per le tecnologie che abbiamo messo in atto, tipo la raccolta meccanizzata con lo scuotitore ad ombrello, cioè praticamente non portiamo nessuna rovina dell'olivo. Un percorso seguito e partecipato che ha trovato la sua efficacia e la sua autorevolezza grazie anche al fattivo contributo offerto dall'Università di Palermo, con in testa il professore Tiziano Caruso. I punti di forza sono senza dubbio la diversità dei prodotti che abbiamo nelle filiere olivicole siciliane e non c'è dubbio, per esempio, l'olivicoltura da tavola, che è un altro fiore all'occhiello. Quali sono le insidie principali che oggi incombono? Ma le insidie principali sono quella di non qualificare il prodotto e non tracciare il prodotto. Quanto è importante oggi l'innovazione per poter competere sul mercato? Innovazione e competitività sono due elementi fondamentali per la crescita delle imprese agricole siciliane e per le imprese in particolare olivicole. Oggi ci rendiamo conto che per essere competitive occorre che vi sia un'innovazione e una riduzione dei costi di produzione che sono fondamentali per avere un maggior reddito per le imprese.